o quest'oggi? Avete l'alba che va in cerca di trovare Gesù, Giuseppe e Maria, che so che sono fuggiti dal regno di Erode e vanno verso l'Egitto, perché l'Erode ha radunato le truppe per uccidere tutti i bambini del mondo. Ditemi, mio caro buon vecchio, siete voi forse il padre putativo di Gesù? Non signore! Oimè, oimè. E ditemi, mio caro buon vecchio, non è forse questa Maria la regina dei cieli? Non signore! Oimè, oimè, non riesco a trovare Gesù, Giuseppe e Maria. E ditemi, mio caro buon vecchio, con questa gentil signora, con questo preziosissimo pargoletto, che cosa andate facendo da queste parti di Erode? Che cosa andate cercando? Siamo dei poveri passeggeri! Siamo stanchi del cammino, cerchiamo alloggio e cielo canta! Non vi alloggio, non vi allocanda. Andate via che non cerco a voi. Miei cari amici, ho una mensa preparata. L'ho preparata a casa mia e spero in questa bellissima giornata di invitare a Gesù, a Giuseppe e a Maria. Oh, che luce, che splendore in quella strada! Andiamo incontro, amica mia! Guarda, guarda che splendore! Forse questo è Gesù, questo è Giuseppe e questa sarà Maria! Alta, amico! Che volete? Sono tempi scandalosi! Sono amico, mia bontà, io vi parlo in verità. Oh, che pena, che dolore! Oh, che pena nel mio cuore! Se l'Erode lo saprà, voi mi sarete un traditore! Io vi giuro sopra il mio onore che non sa niente il mio sovrano. Io vi do la destra mano e ve lo giuro in verità. Oh, quest'oggi, con questa mano destra che voi mi date, mi dubita che sia un tradimento per mio caro bambino Gesù. Ma caro amico, che volete? Benché voi cercate noi e siete un nostro fedele, questo è Gesù, questo è Giuseppe e questa è Maria. Io contento, amica mia! Quanti doni in questa giornata! Viva lo nostro Redentore, la Madonna Annunziata, San Giuseppe, che splendore! Presto, senza timore, l'ora è tardi non fanno stare, venite rincia per mangiare! E noi tutti a voce forte gridiamo: Viva San Giuseppe! Viva! Viva San Giuseppe!